Pa 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 bom 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 bom, le bombe di Vlad, bom 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 bom. Vlad, scendiamo a Locongop, poi che ci fai a Locongop? Vlad, sei insieme a Chiriches, fate Vlad e Vlad, ad Chiriches e bombe di Vlad. State zitto tu. Buonasera a tutti da Napoliello 87 e Forza Naples. Ho portato lo zaino a Napoli. Ormai è questione di ore, lo zaino sarà ufficializzato dal nostro Napoli. Eccolo qui, state qua lo zaino, che ormai sei un giocatore nostro. È solo questione di 3 giorni, massimo 4. Magari troppo Ferragosto, ti hai fatto una panzata, hai mangiato assai e poi vieni a Napoli. Stai bella china. E devi sportirlo poi, perché sappiamo che te sei un esterno che corre tanto, nelle tue caratteristiche c'è la velocità, c'è il dribbling, fai tantissimi gol, sei uno degli esterni che fa più gol negli ultimi anni, perché ricordiamoci nelle ultime 2 stagioni al PSV Eindhoven hai fatto 45 gol, una media pazzesca tra i 24 gol. Allora, Irving Lozano, giocatore del PSV Eindhoven, nazionale messicano, visto al mondiale da Carletto Ancelotti. Gli sono stati fatti tanti complimenti dal mister Ancelotti, da De Laurentiis, un giocatore già cercato dal Napoli, che già era nelle trattative del Napoli. Appena è arrivato Ancelotti, subito nella lista del Napoli. Cosa sembra fatta? Ormai è questione di 3 giorni massimo, o se ne parla proprio dopo Ferragosto, dopo aver mangiato tanto, essere bella china. C'è stato l'incontro fra Raiola, la gente di Lozano ed Ancelotti, hanno cenato insieme, hanno mangiato insieme, ne hanno parlato. Sembrerebbe fatta. A Lozano 3 milioni e mezzo per 4 stagioni, 5. Verranno dati 45 milioni a PSV Eindhoven per il cartellino di Lozano, in 4 rate, sarebbe in 4 anni. Non lo so come li pagherà, comunque in 4 rate. Lozano, che dobbiamo dire, un giocatore completo, un giocatore che dà qualità. Cioè un giocatore molto simile a Mertens. Ora quello che voglio dire io, ha fatto 45 gol in 2 stagioni, poi dal Pachuca ne ha fatti tipo 43 in 4 stagioni. Cioè dal Pachuca è cresciuto molto, poi è andato al PSV Eindhoven e c'è stata l'esplosione del giocatore. Il giocatore è stato appunto già cercato qualche anno fa dal Napoli, il Napoli non ha mollato la presa, è arrivato ad acquistarlo. Lozano, scusateci, non sa scudermi ancora se sono così, ma c'è un pochi quasi. E Lozano praticamente è innamorato del Napoli, il Napoli è innamorato di Lozano, saranno 2 baci con la lingua e vanno d'accordo. Cioè Lozano è qui a Napoli, l'ho portato un attimo qui nello studio di Napoliello, poi prenderà la strada per andare a Napoli, lo accompagno io alla stazione. Lozano, fai il bravo, troverai Mertens, che era al PSV Eindhoven, troverai un amico che ha le caratteristiche come a te, può fare la punta e può fare l'esterno, siete uguali, siete uguali, anche se Lozano, diciamo, ha molto più velocità di Mertens, povero Ciruzzo, comincia ad avere un'età e poi fa anche tantissimi gol, tantissimi gol. Allora, questa operazione non esclude altri colpi, perché 45 milioni appunto pagati in 4 rate sono della mia idea che arriverà anche Ames dopo Lozano. Siccome è arrivato lo zaino, vedo difficile che arriverà anche Icardi. Lozano può fare anche la punta, può fare anche l'esterno, così come Mertens. Poi abbiamo anche Milik. Vedo già tanta abbondanza lì avanti, a meno che non parta Milik. Allora il Napoli potrebbe pensare anche a quell'attaccante, a Maurito Icardi, che io voglio tanto, che io amo e che voglio lì avanti, perché ci serve anche un attaccante diciamo d'aria, dopo 2 di movimento come Mertens e Lozano. Staremmo proprio a posto prendendo anche Icardi. Per questo spero tanto, in un modo o un altro, di arrivare anche ad Icardi. Però io ora come ora do come ufficiale Lozano, e secondo me sarà anche Ames ad essere ufficiale. È questione di tempo anche per lui. Stammici calmi che poi arriverà pure lui. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti di Lozano. Lozano ha detto che ama il Napoli. De Laurentiis ha dato un bacio alla lingua purissima, si sono innamorati e mi hanno fatto pure cuore. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello 87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti da Napoliello 87 e Forza Napalessa!